Do subito il benvenuto alle nostre ospiti. Oggi abbiamo in videocollegamento le consiglieri regionali Lucia Buna della Lega e Maria Rosaria Capozzi del Movimento 5 Stelle. Buongiorno entrambe. Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito, saluto chi ci segue da casa. Grazie a voi come sempre per la disponibilità. Allora, direi di iniziare con uno dei principali temi della giornata. Abbiamo visto dunque questa inaugurazione che ci sarà a Pordenone. Iniziamo quindi col fronte sanitario. Questo però è una vicenda molto articolata anche dal punto di vista dei lavori, dei vari iter politici, verso cui, dei vari passaggi politici in cui è stata vissuta. Abbiamo visto comunque anche questo titolo, la protesta il giorno dell'inaugurazione. Questa mattina ci saranno l'assessore anche Riccardo Riccardi, il direttore Giuseppe Tonutti, si aprono le porte della struttura, ma fuori ci saranno, si spiega, i comitati per la sanità pubblica. Un nuovo ospedale, oggi è il grande giorno, ma non mancheranno le polemiche all'esterno. Il nuovo modello di sanità che la maggioranza regionale di centrodestra vuole imbastire per non far collassare il sistema potrebbe partire proprio da Pordenone. Per la verità, la chiusura del centro nascita di San Vito, si legge, e l'accoparramento al Santa Maria degli Angeli è uno degli esempi di ottimizzazione di servizi e reparti. Il resto potrebbe trovare altra strada libera proprio da oggi. In più, la sempre più stretta unione tra Civile e CRO è un altro esempio. In ogni caso, oggi è un giorno di festa. Alle 11 ci sarà questa cerimonia di inaugurazione, un'occasione quindi importante per la sanità e soprattutto provinciale, visto che la struttura di Pordenone sarà quella che guiderà l'intero sistema del Friuli occidentale. Con l'assessore Riccardi e il direttore Tonutti e anche vari politici, amministratori, anche a fronte del fatto che a Pordenone in primavera si voterà per il rinnovo. Resta il fatto che anche se oggi si apriranno queste porte, il trasloco vero e proprio dei servizi e dei reparti potrebbe iniziare solo a gennaio, per poi avere una delle parti sostanziose di ingressi a fine febbraio, ma comunque si fa presente anche, nonostante questa notizia positiva dell'inaugurazione, oggi non sarà festa per tutti. Fuori dall'ospedale, infatti, in via Montereale, il Comitato di Salute Pubblica ha deciso di montare un presidio che non passerà inosservato. La volontà era quella di poter accedere sino nei pressi della nuova struttura, ma i manifestanti saranno lasciati a distanza. E perché la protesta? Appresa la notizia di questa inaugurazione, viene spiegato, i manifestanti hanno formulato al direttore dell'ASF e all'assessore regionale Riccardi la possibilità di avere in quell'occasione uno spazio, anche breve, per un intervento del Comitato Salute Pubblica Bene Comune di Pordenone, nato nel 2013 dalla volontà dei cittadini di sostenere la scelta di mantenere il sedime in centro città senza utilizzare finanza privata. In realtà, spiegano appunto i manifestanti, si è manifestata una forte e massiccia contrarietà al trasferimento dell'ospedale nuovo in zona Comina, occupando 20 ettari di verde agricolo e abbattendo centinaia di alberi con massiccio ricorso alla finanza privata. Insomma, ci sono anche qui varie prese di posizione, è prevista anche questa protesta. Io riparto chiaramente dalla maggioranza rappresentata da Lucia Buna per un commento d'insieme rispetto a questa che sarà questa mattinata intensa a Pordenone. Io sarò presente naturalmente all'inaugurazione, anche perché ho visto tutto l'iter con il quale sono partite le prime indicazioni di costruzione di un nuovo ospedale, le varie modifiche del sito, e oggi arriviamo a questa inaugurazione che alla fine è anche tanto attesa. Devo dire che sono anche un po' arrabbiata per questi comitati che sono al di fuori dell'ospedale, saranno presenti, perché è un momento in cui dobbiamo invece essere contenti e festeggiare. Le polemiche lasciamole in altri siti, in altri luoghi, anche per rispetto dei pazienti che sono all'interno dell'ospedale, che potranno piano piano essere trasferiti in un luogo più sano e più salubre. La nostra politica comunque non è stata quella di distruggere quanto la politica Serracchiani aveva portato avanti, quindi alla fine siamo stati consapevoli e responsabili e siamo andati avanti, e oggi ci troviamo in questa condizione. Io che percorro costantemente quel tratto di strada, sono comunque preoccupata per quanto andremo poi a trovarci in caso di ingorghi di traffico, perché tutto questo non era stato previsto
durante l'elaborazione del piano e quindi del progetto. Costruire tanto per non abbattere gli alberi, perché quando non sappiamo cosa dire ci appelliamo agli alberi. Mentre averlo costruito in zona comuna avrebbe dato tantissime opportunità. La prima, quella di sviluppo, perché se un centro funziona, l'amministrazione regionale investe. Uno sfogo importante, perché avrebbe messo in connessione poi l'autostrada e quindi la possibilità di essere presenti. Questo non è avvenuto, adesso dobbiamo lavorare per ciò che abbiamo e quindi sarà comunque un ospedale all'avanguardia, uno degli ultimi ospedali costruiti in Italia, anzi sono diversi anni che non vengono inaugurati istituti ospedalieri, quindi dobbiamo esserne fieri, utilizzarlo nel migliore dei modi, ci vorrà del tempo, ma io credo che anche i sanitari che potranno prendere servizio in questa struttura potranno essere più entusiasti anche di entrare in un luogo che dà maggiori possibilità anche di esprimere le proprie capacità e le proprie attitudini, insomma, per questo mestiere che ricordo, io vengo comunque da una famiglia in cui avevo dei sanitari. Chi fa questo mestiere deve prima essere mosso da passione e da voglia di aiutare il prossimo, sicuramente. E quindi mi auguro che questo sarà possibile proprio grazie a una struttura come quella che andremo. Cosa ne pensa della scelta di Luca Ciriani di non essere presente dunque oggi? Ha motivato questa scelta, lo ricordo, attraverso una lettera pubblicata dal Messaggero Veneto. Io credo che le istituzioni devono guardare oltre, quindi siamo lì, abbiamo lavorato per questo lavoro, per questa riuscita, insomma, questa inaugurazione. Dobbiamo comunque festeggiare, magari qualcuno ha denti stretti, ma bisogna andare avanti, andiamo avanti. Capozzi, vengo da lei, volevo solo continuare a leggere qualche riga rispetto al presidio che ci sarà fuori da parte del Comitato Salute Pubblica Bene Comune di Pordenone. Andiamo a leggere qualche frase in più. Dunque hanno fatto questa richiesta di poter intervenire. La richiesta di intervento è stata respinta perché è stato risposto ai membri di questo comitato sono previsti solo interventi istituzionali. Riteniamo invece, hanno detto, importante far sentire oggi la volontà a favore del nuovo ospedale nell'area di via Montereale. Per questo convochiamo un presidio alle 11 davanti all'ingresso del nuovo ospedale in viale Montereale. Questo mi sembrava doveroso terminare la riflessione sul perché hanno scelto dunque di essere presenti in questa modalità. Capozzi, lei come commenta dunque lo sviluppo, alla fine questa nuova inaugurazione dell'ospedale, una vicenda che insomma si conclude come struttura dopo 20 anni, no? Questo è un iter tortuoso anche politicamente, diciamo così, se mi è consentito. Prego Capozzi. Una vicenda sicuramente controversa, mi auguro che questa nuova struttura dia le risposte al territorio, le risposte sperate, perché assistiamo ad una situazione abbastanza tipica nella nostra regione. Abbiamo una sanità dove vengono investite immani risorse, ma dove le risposte sono ancora carenti. Soltanto nell'ultimo bilancio abbiamo assistito ad uno stanziamento di 3 miliardi e mezzo, però vediamo in tutta la nostra regione continue proteste, rispetto a servizi che non sono all'altezza di quelle che sono le aspettative dei nostri cittadini e soprattutto il loro bisogno di cure. Rispetto a questo progetto assistiamo in maniera atipica ad nuovi insediamenti che vanno a creare abbattimenti di alberi, ma questo è accaduto analogamente anche a Cattinara, dove di recente sono stati abbattuti 400 alberi, e piuttosto che puntare sulla riqualificazione di quello che abbiamo, su quello che potrebbe essere appunto risistemato, si creano nuove strutture e quindi con ulteriori costi rispetto a quella che è la spesa poi complessiva, perché abbiamo i costi per la demolizione, i costi per i nuovi edifici, a cui poi si aggiungono anche aspetti ambientali che non ritengo trascurabili, e
Per quanto riguarda invece la protesta dei comitati oggi, ritengo che faccia parte del nostro sistema democratico, pertanto immagino sia una protesta pacifica. Qualunque protesta è legittima perché è frutto del nostro sistema, quindi non ritengo improprio i comitati che oggi sono lì all'inaugurazione, ma esprimono quella che è l'idea di una sanità che non è uguale a quella della maggioranza e voglio ribadire anche questo concetto, una sanità che spinge verso il privato convenzionato e questo non è un luogo comune, perché tanti nostri cittadini non soltanto non riescono ad sottoporsi alle visite di cui hanno bisogno perché le liste d'attesa sono ancora troppo lunghe, ma alcuni di loro sono costretti a rivolgersi al privato e non tutti hanno le risorse per poterlo fare, quindi per giocare d'anticipo anche rispetto a delle malattie che andrebbero magari diagnosticate prima. Tra poco anche stavo cercando ulteriori elementi anche sul Gazzettino, se c'erano i titoli. Tra poco vorrei chiedervi un commento anche rispetto al futuro dei punti nascita, chiaramente un altro tema molto caldo, però rilancerei subito il nuovo break pubblicitario, così poi avremo la calma anche per affrontare questo confronto su questa tematica. Restate con noi. Proseguiamo la nostra rassegna stampa al confronto politico insieme alle nostre ospiti. Abbiamo con noi, lo ricordo, le consiglieri regionali Maria Rosaria Capozzi del Movimento 5 Stelle e per la maggioranza Lucia Buna del gruppo della Lega. E allora il tema sempre dei punti nascita che sta a cuore chiaramente anche questo, la popolazione a Tolmezzo e Latisana, meno di 500 parti, si punta alle deroghe. La Regione chiederà la dispensa del Ministero per i 2 punti nascita. Nella struttura della Bassa appena 220 neonati nei primi 6 mesi dell'anno. Ricordo che appunto se la condizione di Tolmezzo non sorprende, come scrive il giornalista, Tolmezzo che ha superato quota 500 parti l'ultima volta 10 anni fa nel 2014, colpisce al contrario il trend discendente di Latisana che ha chiuso il 2023 con 471 nascite e il primo semestre di quest'anno a quota 220 lieti eventi. Pochi dunque, troppo pochi. Il tema della denatalità che continua ovviamente a avere ripercussioni anche nel nostro territorio regionale. Riparto da lei, Capozzi, su questa tematica. Il tema dei punti nascita è un tema dolente per questa amministrazione comunale, anche regionale, anche perché abbiamo assistito alla chiusura del punto nascita a San Vito al tagliamento, proprio perché il numero dei parti, anzi lì avevamo un numero tale che superava anche i 500, però si è scelti di chiuderlo per delle questioni di sicurezza proprio delle partorienti, sicuramente una scelta discutibile e non c'è la voglia di ritrattare quella decisione adesso abbiamo la questione di Tolmezzo e la questione di Latisana. Ora abbiamo sicuramente un calo demografico, però non si contrasta il calo tagliando i servizi, soprattutto poi alle persone cui è rivolto, e in questo caso appunto parliamo delle mamme e dei bambini, ma poi nel caso di Tolmezzo abbiamo l'ulteriore questione che è quella della montagna, dello spopolamento, e sarebbe alquanto inaccettabile che una persona appunto da lì vada a partorire a Udine, anche perché chiunque abbia affrontato un parto sa che può scatenarsi all'improvviso e le dinamiche possono evolvere nel giro di niente, ma in questo io non dico niente di diciamo di scontato, cioè è evidente, ecco, che lì è un punto strategico, serve alla popolazione che ha già carenze di servizi e intervenire da quel punto di vista significa indebolire ulteriormente un territorio, ma soprattutto indebolire quella che è la sanità di prossimità appunto di questi territori dove le carenze sono sotto gli occhi di tutti. Più volte sono state denunciate infatti carenze dal punto di vista medico, dove i cittadini non hanno neanche il medico di base, e quindi trovo appunto queste scelte
non in linea appunto con quelle che sono le necessità dei cittadini, e mi auguro che non si vada appunto in quella direzione. Adesso Come ovviamente la d'altronde... Regione si aspetta che sia accolta, insomma, questa richiesta, questa dispensa, però viene fatto presente già nell'attacco, nell'inizio Ma dell'articolo d'altronde siamo anche di, siamo di anche una Christian regione molto speciale, ecco, quindi secondo me si potrebbe anche far leva, ecco, su questo aspetto, che non è un dettaglio ma che può farci avanzare anche delle richieste diverse rispetto alle altre regioni a statuto ordinario. Lucia Buna, a lei la replica. Ma resto un po' sconcertata dalle dichiarazioni della consigliera Capozzi, in quanto anche lei era presente in commissione terza quando l'assessore ha specificatamente dichiarato che prima di tutto non c'è la volontà di chiudere ospedali, e questo, sia chiaro, lo sta ribadendo. Non ho detto questo, ecco, non ho detto questo Sì, e... Allora, finiamo di sentire le parole di Lucia Buna, poi torno da lei, consigliera Capozzi. Perché se si viene sovrapponnete non vi sentiamo nessuna delle due. Nel colloquio, insomma, siamo sforati rispetto alle domande che ha fatto la giornalista, quindi stiamo all'interno dell'argomento. Questo cosa ha fatto? In commissione appunto abbiamo parlato benissimo sia di Tolmezzo che di Latisana. Ecco, Tolmezzo ha sempre ottenuto la proroga e la deroga, in quanto le motivazioni che vengono indicate poi al Ministero sono quelle dovute a coprire un territorio difficile, vasto e privo di servizi. Quindi è chiaro che perché dobbiamo avere problemi prima ancora di vedere la risposta del Ministero. Siamo sicuramente ottimisti su questo. Sulla Tisana faremo la richiesta di proroga, di deroga anche qui, però non abbiamo la certezza che possa essere accolta, in quanto non ha le stesse caratteristiche della montagna, seppur nelle indicazioni verranno inserite l'aspetto estivo nel quale questa località, questo ospedale può ricevere magari partorienti dovute alla mobilità turistica che si esercita, insomma, in quel periodo estivo. Ecco. Quindi perché dobbiamo andare a terrorizzare i cittadini quando la volontà comunque dell'amministrazione regionale non è quella di chiuderle? Ci sono delle problematiche di sicurezza e di normative, e anche qui appellarsi adesso all'istituto della nostra specialità come statuto speciale. Certo, quando è possibile farlo l'abbiamo sempre fatto e chiediamo sempre ulteriori specialità, però ci sono delle norme nazionali a cui neanche noi possiamo transigere. Quindi ci auguriamo che anche per questa volta sia accettato la nostra richiesta e lavoriamo per questo. Quindi dobbiamo anche dare ottimismo, esprimere ottimismo ai nostri cittadini, non sempre terrorizzarli con questi proclami che sarà una catastrofe. Adesso effettivamente ci saranno delle modifiche, delle prese di coscienza importanti, che quindi scontenteranno sicuramente qualcuno, ma stare fermi ed inerti non è più possibile. L'abbiamo fatto per troppi anni e ora alcune decisioni vanno prese. In questi giorni, con le ultime delibere di giunta, verranno date le indicazioni corrette, come quella che già è uscita di una possibile riorganizzazione dei 2 ospedali del CRO, dell'Istituto Tumori di Aviano, e l'ospedale Santa Maria degli Angeli, per ottimizzare anche qui alcuni aspetti anche logistici e anche di pazienti, perché voglio ricordare che molto spesso ospedali vicini si fanno anche la guerra per avere i pazienti, quindi avere un unico direttore, un unico professionista a capo di entrambe le strutture sicuramente potrebbe ottimizzare sia la qualità sia anche tempi e ospedalizzazione.
Non sempre, ripeto, l'assessore lo dice costantemente, non chiudiamo ospedali ma li specializziamo, ormai dobbiamo andare verso questa direzione, ogni ospedale avrà una specialità e questo è l'obiettivo che la maggioranza vuole porsi. Non credo che i 10-20 km in più spaventino un paziente quando ha una situazione grave o comunque importante di patologia. Preferisce rivolgersi a un istituto, un ospedale che sia sicuro, che compia diversi interventi, molti interventi l'anno, perché sappiamo che più interventi vengono fatti dalle equip chirurgiche, più le statistiche permettono di migliorare anche gli interventi successivi. E quindi andare in un ospedale dove fanno ad esempio un unico intervento al mese per il polmone, io non ci andrei mai, che sia in Lombardia, che sia in Emilia, che sia, vado in un istituto dove questi interventi vengono fatti con tanti numeri. E la stessa cosa soprattutto per la chirurgia oncologica, anche qui dovremmo specializzarla e rendere dei punti ancora più eccellenti di quello che sono ora. Non possiamo più permetterci due medici da una parte, due medici dall'altra, dobbiamo razionalizzare e lo si ottiene solo creando delle specialità. E sicuramente saremo anche più attrattivi in quanto un medico non va in un ospedale, l'abbiamo visto anche con gli ultimi concorsi a San Vito, perché ripeto anche ai cittadini, è stato aperto un concorso per nuovi medici del reparto di ostetricia e ginecologia. Purtroppo non accettano gli incarichi perché non sono qualificanti questi reparti, non danno la possibilità di crescita a chi dopo aver investito tantissimo negli studi per diventare medico professionista deve invece svolgere la propria professione in un ospedale che viene considerato periferico. Quindi questo sicuramente diventerà un aspetto attrattivo della nostra regione. Lascio adesso l'ampia replica anche alla consigliera Capozzi. Prego, consigliera. Grazie, volevo giusto dire alla consigliera che io non ho espresso giudizi catastrofici anche perché non è nella mia indole, ho solo dato seguito a un ragionamento appunto nell'idea che questi punti nascita potessero essere chiusi, il che lo trovo inaccettabile. Però detto questo mi auguro che non si persegua appunto nessuna di queste possibilità e come ha detto la collega Buna la questione è ancora aperta, quindi ci auguriamo che questo non accada, però a pensar male delle volte non si sbaglia, perché io voglio dire anche a chi ci segue a casa che anche per San Vito al tagliamento c'erano state rassicurazioni dal presidente Fedriga e dallo stesso Riccardi e poi la chiusura è intervenuta, ma posso dire anche lo stesso rispetto a Cattinara e rispetto alla riqualificazione del Burlo, dove c'erano state delle rassicurazioni da parte di Riccardi che per tutto il tempo diceva di essersi trovato un progetto che si era trovato sulla scrivania, che era aperto era disposto a ridiscuterlo, però oggi ci troviamo di fronte appunto ad una chiusura e ad una riqualificazione che sta prendendo il suo corso e che lascia scontenti tantissimi cittadini, e questo è un dato. Quindi mi auguro che anche rispetto a questi due temi non si dia corso a quelle che sono poi le paure dei cittadini, perché già sulla Tisana ci fu una chiusura dove anche noi del Movimento 5 Stelle ci battemmo e contestammo, e grazie al quale poi non soltanto grazie al nostro intervento ma grazie a tutti quei cittadini che si spesero appunto per quella chiusura poi si ritenne di doverlo appunto riaprire.
Allora, prima di cambiare argomento, mi piacerebbe dare anche questi dati rispetto alle valutazioni in merito ai punti nascita, che non potranno ignorare il contesto, si scrive ancora sul Messaggero Veneto, ben fotografato da numeri che sono impietosi, scrive il giornalista. Nel 2009 avevano visto la luce in Friuli Venezia Giulia 10.501 neonati, quindi questo nel 2009, mentre lo scorso anno i parti sono stati appena 7.446, in crescita rispetto ai dati del triennio precedente, ma pur sempre un quarto in meno rispetto all'andamento del primo decennio del secolo. E seguendo il trend generalizzato, la parabola pare destinata a proseguire la propria corsa discendente. Le proiezioni per il 2024 parlano di 7.350 parti, a cui vanno sommate le 140 nascite legate alle donne che lavorano nella base USAF di Aviano. Il tema si fa presente inevitabilmente anche politico e chiaramente qua riporta in causa anche tutte le strategie ovviamente per sostenere le famiglie, la natalità anche sul fronte chiaramente in primis, sul fronte nazionale. Tornerei però a parlare delle scelte fatte a livello regionale, i sostegni vari, insomma come destinare le risorse. Ritornerei a parlare della manovra finanziaria regionale che è stata votata nella tarda notte tra venerdì e sabato. Rivedrei un servizio proprio andando in onda sabato che riepiloga un po', sintetizza le scelte principali di questa manovra da oltre 6,2 miliardi di euro, di cui più della metà, più di 3.500 miliardi, sono stati destinati proprio anche al comparto della salute. Rivediamo il servizio. Si è approvato disegno di legge di bilancio, aperta la votazione. Ok nottata in Consiglio regionale alla finanziaria. La manovra di bilancio nel solo 2025 vale per le casse della regione 6 miliardi e 250 milioni di euro, la più ricca di sempre, con 518 milioni in più su quella precedente, più 9%. La manovra è passata con 27 voti favorevoli e 19 contrari. L'approvazione da parte del Consiglio presieduto da Mauro Bordin è arrivata dopo 4 giornate di lavoro. Il riparto più importante, come di consueto, la sanità, con 3 miliardi e 560 milioni di euro. Compatto il voto favorevole da parte della maggioranza, Federica Presidente, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, così come è stata compatta in modo negativo l'opposizione, voto contrario di PD, Patto per l'Autonomia Civica FVG e Gruppo Misto. Queste le ragioni della maggioranza. Sono particolarmente felice perché è stata approvata un'ottima legge, una legge che ha avuto un contributo fondamentale da parte di Fratelli d'Italia. Mi sento di essere stato nel mio piccolo protagonista come relatore di maggioranza e di aver potuto vedere questo fil rouge tra i vari provvedimenti che abbiamo proposto, che sono stati approvati, che sono per il buon senso, che sono per l'impresa, che sono per l'ambiente, che sono per l'energia, per la salute, diciamo per il bene dei cittadini del Friuli Venezia Giulia. Di tutte queste manovre, due, i 350 euro per i pensionati con la minima fino a 15.000 euro di ISEE e poi la norma sulla premialità per le aziende che aumentano i salari, oltre ai contratti nazionali. Questo credo sia una norma, penso che siamo i primi in Italia a porre il problema. Quanto alla contrarietà delle opposizioni, queste le motivazioni nello specifico. Abbiamo votato contro perché nonostante alcuni aspetti positivi, sicuramente le risorse stanziate fin dall'inizio per le aziende sanitarie, alcuni passi in avanti verso l'aggregazione dei comuni, abbiamo ritenuto insufficienti questi passi vista la grande mole di risorse. Ci sono state delle mancanze che sono assolutamente evidenti e importanti per noi. Una delle più importanti è la mancanza di un contrasto vero alla povertà che sta crescendo. Una somma di denaro gigantesca mai vista prima, distribuita soprattutto tra chi i soldi li ha già, perché appunto moltissimi sono contributi, bonus o altre cose a chi ha già un patrimonio, e sui temi delicati, difficili, come quello della sanità abbiamo messo tantissimo denaro, però non ci sono linee di gestione, ancora non c'è un piano sanitario, quindi non sappiamo come verrà usato. Allora, riparto dalla consigliera di maggioranza, abbiamo sentito gli ultimi commenti critici. Lei di cosa va più fiera, consigliera Buna, rispetto a questa manovra finanziaria? Ma diciamo che non è che abbiamo lavorato solo sul comparto, come diceva il consigliere Basso, abbiamo lavorato su tutti i comparti perché li riteniamo tutti necessari per lo sviluppo poi completo del Friuli Venezia Giulia. Siamo stati criticati molto per le risorse impiegate per il turismo. Ricordiamo che l'Italia è ha un patrimonio culturale importantissimo e storico
che dà la possibilità di creare reddito, quindi investire qui è sicuramente un aspetto importante. Già molte regioni si stanno muovendo e noi lo abbiamo già fatto da diversi anni e adesso i frutti li stiamo raccogliendo. Quindi questo per me è un aspetto fondamentale, richiamare gente da fuori, che poi potrebbe essere anche motivo perché questa gente possa anche venire e fermarsi in Friuli Venezia Giulia. Poi tutte le politiche per quanto riguarda la famiglia, anche queste non abbiamo dimenticato nessuno, contrariamente a quanto l'opposizione continua ad affermare. Bonus sono necessari perché comunque danno al cittadino la possibilità di crearsi comunque un piccolo tesoretto che decide come poterlo investire o spendere, insomma, ed è frutto di diverse linee contributive che abbiamo messo in atto. Non solo ricordiamo che a volte ci si dimentica essere partiti con l'abbattimento delle rette per l'asilo nido, non lo dimentichiamo, anche se è una misura nata qualche anno fa, ma comunque continuiamo a mettere i fondi. Non è che ogni anno dobbiamo inventarci qualcosa di nuovo, già il fatto di poter mantenere queste linee è fondamentale, quindi non diventano, perché molti ci hanno criticato anche, ecco, fate lo spot dell'anno e poi non vengono più ripristinati questi fondi. Invece stiamo andando avanti. Il fotovoltaico, che anche questo non va sottovalutato e dimenticato, perché abbiamo visto che la gente continua a chiederlo. Lo noto anch'io quando incontro le persone, ma mettete ancora fondi, quindi c'è questa volontà di poter installare questi impianti fotovoltaici, che poi cosa fanno? Portano alla possibilità di ridurre le spese dell'energia. E poi anche agli anziani non era una misura facile da attivare e l'abbiamo fatta. 350 euro non sono pochi, è comunque una modalità che dà supporto a questi anziani che magari hanno la minima. E questi sono solo alcuni provvedimenti che comunque impattanti, se consideriamo che vengono stanziati su tutto il territorio regionale per le categorie che ne hanno bisogno. E anche per quanto riguarda le imprese, se noi non creiamo posti di lavoro, automaticamente anche il reddito pro capite medio diminuisce, quindi l'aver investito anche nelle imprese che assumono è fondamentale, perché noi partiamo sempre dal fatto di non creare una popolazione che vive di sussistenza, ma una popolazione che vive del proprio reddito, perché questo dà dignità alla persona, dà la possibilità di essere indipendenti, non da sussistere attraverso dei fondi che vengono continuamente messi a disposizione della regione. Allora, do un tempo un attimo di replicare, perché abbiamo già citato diverse linee di intervento, quindi chiedo alla consigliera anche Capozzi, lei che cosa critica di più di questa manovra? Ricordiamo il Movimento 5 Stelle su cosa si è principalmente concentrato come critiche, ma anche le chiedo cosa invece guarda con più favore. Prego. Abbiamo guardato questa manovra sempre con approccio molto laico e non, come qualcuno ama dire, ideologico, e abbiamo fatto le nostre considerazioni, tant'è che non la consideriamo una manovra che contiene interventi che destano grandi contrarietà, eccetto per qualche intervento su cui siamo anche intervenuti, come ad esempio le norme che danno un contributo al premio giornalistico al Merigo Glitz, un personaggio
personaggio controverso dal punto di vista del suo vissuto e su cui ci siamo già espressi, o ancora i riferimenti alle province contenuti nel NADEF, e questo per le nostre considerazioni per cui consideriamo questo un ulteriore contenitore su cui non sono state definite né le funzioni né come verranno organizzate, e quindi riteniamo che si stia soltanto dando seguito a quella che è una scelta del governo per dare seguito a quelle che erano le richieste di alcune forze politiche, quindi un contentino che si risolverà soltanto in un contenitore per nuove poltrone da spartirsi. Ecco, queste erano le nostre contrarietà. Poi sulla manovra in sé abbiamo espresso voto contrario perché esprime una linea politica lontana da quella che avremmo espresso noi, e dico anche giustamente, perché poi chi è il boccino decide, ecco, come amministrare. Però come è stato detto anche nell'intervento della Zilli ma anche del Presidente, si guarda al ceto medio, un ceto che contribuisce all'economia della nostra regione. Rispetto a questo noi esprimiamo la nostra insoddisfazione, ma perché riteniamo che non si intervenga a sufficienza nei confronti invece di quel ceto che ha delle grandi difficoltà. E voglio dire ai cittadini che ci seguono da casa che mi pare che fosse proprio di oggi un articolo uscito proprio sul Messaggero Veneto, il quale diceva che gli affitti... Eccolo qua, ve l'avrei chiesto tra poco. Gli affitti sono aumentati, ma proprio perché i cittadini quindi non soltanto non riescono ad acquistare una casa perché sono in difficoltà, perché non hanno una solidità lavorativa, perché gli interessi dei mutui sono in aumento, e quindi queste perplessità le sollevammo già quando discutemmo sull'Ilia, sulla seconda casa, proprio perché e anche in quel caso la contestammo proprio perché riteniamo che si debba concentrare proprio su chi ancora una casa non ce l'ha, quindi rafforzare l'acquisto della prima casa, o comunque rafforzare le politiche proprio per consentire le locazioni, perché tanti cittadini non riescono neppure ad ottenere un affitto perché gli affitti sono alti, e quindi anche in quella sede avanziamo le nostre proposte per far sì che gli affitti debbano essere calmierati, o comunque possano essere, quindi prevedere delle premialità per chi prevede appunto dei costi di affitto calmierati o comunque con cedolare secca. Quelle proposte non furono accolte e i dati di oggi ci confermano che i nostri ragionamenti erano corretti. Abbiamo avuto anche modo di apprezzare delle misure, ma come tutti quanti, perché vengono rafforzati gli interventi per quanto riguarda gli enti locali, per quanto riguarda la manifattura, che è un volano della nostra regione, quindi si rafforza questo settore, e ci siamo anche compiaciuti in aula, e abbiamo voluto fare con le nostre proposte, che abbracciano tutti gli aspetti, abbiamo presentato 29 emendamenti. Siamo intervenuti su tutti quelli che sono gli aspetti appunto che riteniamo si debba intervenire. Ecco, alcune di queste proposte sono state anche accolte a maggioranza, e come ho avuto modo, ho ringraziato tanto i miei colleghi, ma anche la Giunta, proprio per il buonsenso che ha avuto rispetto a queste proposte, perché voglio dire che i 5 milioni di euro al fotovoltaico alle imprese è frutto proprio della nostra insistenza, perché su questo io già intervenni nel mini assestamento di ottobre, facendo presente che a fronte delle domande pervenute, che erano già in quel momento circa 207, le risorse risultavano insufficienti. Quella volta l'emendamento mi è stato bocciato, e l'ho riproposto anche in commissione all'assessore, così come ho presentato, come ormai è mia consuetudine fare, l'emendamento nella prima integrata, anche in quell'occasione ho rimarcato proprio questa necessità, questa esigenza,
l'assessore ha ritenuto che non si dovesse intervenire, però mi compiaccio che poi in aula l'emendamento, così come da me proposto, come spesso accade, è stato fatto proprio dalla Giunta e si è dato seguito, ma questo non importa, non mi interessa intestarmi questa o quell'altra battaglia, mi interessa che si diano risposte ai cittadini, mentre invece se mi permettete voglio giusto dare un focus su quelle che sono invece le proposte che sono state accolte, ovvero abbiamo previsto che si rispetti negli appalti pubblici della nostra regione la parità di genere. Questo perché per noi questo concetto non è soltanto teorico ma è sostanziale, e quindi venga prevista una premialità per tutte quelle imprese che dimostrino con certificazione di averne dato seguito. O ancora abbiamo previsto il linguaggio dei segni nelle trasmissioni, nelle dirette streaming o comunque nelle commissioni appunto del Consiglio regionale, e questo perché per noi è importante tutelare anche chi è affetto da disabilità uditiva e quindi determinare quella che è la piena inclusione di tutti i cittadini anche alla partecipazione alla vita politica. Ed infine è stato accolto un ulteriore nostro emendamento che mira a consentire ai centri universitari sportivi di Trieste e di Udine, mira a consentire a questi due centri di presentare la domanda per riportare il campionato nazionale universitario nella regione, un importante momento di coesione tra i ragazzi universitari dei vari atenei appunto di tutta Italia, ma che si risolve anche il lustro per la nostra regione in un circuito economico importantissimo, visto che eventi di questo tipo portano a un giro di presenze che si aggira sulle 10.000, ecco. Ci sono anche proposte su cui abbiamo puntato tanto, e questo quindi comunque c'è stato un parziale, insomma, sostanziale accoglimento anche rispetto a diversi emendamenti tra i 29 che avete presentato, quindi abbiamo visto comunque una soddisfazione espressa. Allora io devo mandare assolutamente la pubblicità, quindi poi ritorno da lei, consigliera Buna, ripartendo anche da questo tema del caro affitti e poi rilasciandole il tempo anche di fare ulteriori precisazioni desiderate sulla manovra. A tra poco. Ben ritrovati, ultima parte di Sveglia Friuli che riprendiamo con il tema del caro affitti, prezzi mai così alti, titola il Messaggero Veneto. Dal 2017 a oggi in Friuli Venezia Giulia l'impennata sfiora il 40%, quasi 3 euro in più al metro quadro. E Trieste è la città in Italia in cui è salita di più la domanda di locazioni, si parla di un più 104%. I canoni maggiori a Grado e Lignano, si parla qui in questo articolo dell'analisi della FIAIP, la causa del fenomeno è stata dal 2019 il rialzo dei tassi di interesse che ha reso più difficile comprarsi la casa, leggiamo. A Udine situazione più in equilibrio, a Pordenone richieste alimentate dalla base di Aviano, a Gorizia il fattore Go 2025. Allora mi rivolgo ora alla consigliera Buna, abbiamo già sentito poco prima del break il commento della consigliera Capozzi su questo tema, lei come lo commenta, consigliera Buna? Insomma è una problematica che si fa sentire sicuramente sulla popolazione. Beh, certo, perché non coinvolge solo le giovani famiglie, ma anche chi nel tempo non è mai riuscito ad acquistare un immobile, magari perché non ha mai avuto un lavoro stabile ma precario. Sappiamo benissimo che i mutui, qualora il lavoro non sia stabile, difficilmente riescono a essere ottenuti. Quindi è un tema che sicuramente va valutato con più insistenza anche in Consiglio regionale, ma ricordiamo che in Italia l'unica regione, mi risulta, che dà un contributo per l'abbattimento del canone d'affitto è proprio il Friuli Venezia Giulia. Non sono tantissimi euro, ma comunque contribuiscono circa a diminuire 1/2
mensilità all'anno che si possono ottenere proprio attraverso la compilazione della domanda. Adesso non so i numeri di presentazione delle domande pervenute in regione, su questo si potrebbe eventualmente sederci di nuovo ai tavoli per valutare come magari agire in modo più incisivo. Del resto, ad esempio per quanto riguarda il territorio pordenonese, confermo che, ma non è una questione di adesso, ma da sempre, la presenza della base NATO ha sempre fatto schizzare i prezzi d'affitto, perché ad esempio i militari hanno la possibilità che l'affitto venga pagato dalla stessa base americana, e quindi chi dà in locazione magari approfitta anche di questo aspetto. Quindi nel tempo sono sempre stati un po', anzi un po', direi, drogati, come territorio drogato da questo effetto base americana. Se analizziamo Grado e Lignano, probabilmente anche qui parliamo di un aspetto legato anche all'aspetto turistico, magari non esatto, nessuno più investe nell'acquisto, ma comunque tende a prendersi l'appartamento anche per tutta la stagionalità, e quindi questo permette anche di aumentare i prezzi, perché se c'è richiesta, chiaramente più richieste rispetto all'offerta, anche qua hanno la possibilità di aumentarli. Quindi credo che sarà un aspetto appunto che la Giunta regionale prenderà ulteriormente in esame, considerato insomma che abbiamo questa difficoltà poi di trovare anche abitazioni, oltre a pagarle, ma si fa anche fatica, soprattutto per le giovani coppie, trovare degli appartamenti in affitto. Quindi certo. le politiche abitative sono comunque messe in atto dalla Regione, perché il contributo per l'acquisto della prima casa a fondo perduto c'è. Abbiamo inserito anche la possibilità di ottenere un mutuo fino a 30.000 euro che si abbatte qualora ci siano 2 o 3 figli. Quindi gli aspetti che riguardano anche questo problema sono stati affrontati nel tempo, poi vanno sempre rimodulati alle varie casistiche. Allora, insomma. abbiamo una chiamata in arrivo, ringrazio il nostro telespettatore o telespettatrice, però volevo lasciarle ancora un minuto o due se aveva delle aggiunte da fare rispetto alla manovra, perché l'avevo interrotta prima anche del break. Prego. No, volevo fare un po' il discorso fatto anche è sempre alla consigliera Buna, chiedo scusa, consigliera Capozzi, perché so che doveva aggiungere 1 o 2 considerazioni ancora. Dicevo bene, se sono stati accolti emendamenti anche dell'opposizione, questo dimostra l'apertura che l'amministrazione regionale offre, qualora ci siano proposte, spunti buoni e realizzabili. Poi partiamo da questo presupposto. Spiace che poi, nonostante l'accoglimento, perché non sempre vengono accolti neanche quelli che proponiamo noi come consiglieri regionali, e che noi magari non li portiamo in aula se le varie direzioni ci consigliano di non portarli per diversi motivi, o perché appunto vengono recepite dalla Giunta in modo più completo, o perché anche noi a volte proponiamo qualcosa che è difficilmente realizzabile, quindi solo che non vengono portati in aula e quindi discussi come fa l'opposizione, che comunque le deposita a priori e poi nasce il dibattito. Se sono stati approvati,
ripeto, c'è questa distensione, questa apertura. Mi spiace che poi alcuni articoli siano stati bocciati tout court senza valutare anche questo aspetto di accoglimento, ma alla fine tutti gli articoli non hanno avuto insomma grande risposta da parte delle opposizioni, e come al solito la legge viene bocciata in modo completo e definitivo. Quindi questo aspetto è un po' contraddittorio, perché le misure che sono poi votate, i vari commi, e poi alla fine non trovano soddisfazione nell'intero articolato. Allora, una rapida replica anche, ecco, consigliera Capozzi, gliela lascio, poi diamo la parola a chi ci sta telefonando, che è già in attesa da qualche minuto. Prego. Ma gli emendamenti che vengono presi dalla maggioranza non sono una merce di scambio, e quindi le valutazioni poi uno le fa prescindendo da quello che è il favore rispetto a quella o a quell'altra proposta, però dalla nostra abbiamo sempre avuto appunto un approccio laico, tant'è che, contrariamente a quello che ha detto la consigliera Buna, alcuni articoli io personalmente li ho votati con il voto di astensione, proprio perché non rilevavo grandi contrarietà, come ad esempio l'articolo dell'assessore Zanier. È chiaro che poi nella valutazione complessiva che poi porta al voto di contrarietà ci stanno appunto considerazioni che prendono il via proprio da ragionamenti che politicamente non avremmo fatto, e quindi ad esempio nel caso delle politiche per le persone più svantaggiate noi riteniamo che non si sia intervenuto a sufficienza, si poteva fare di più con un assestamento, come si suol dire, il più ricco di sempre, e anche ad esempio una nostra proposta riteniamo che potesse essere accolta perché andava proprio in quella direzione, perché miravamo all'abbattimento delle rette scolastiche, e questo perché tanti cittadini fanno fatica ad pagare appunto le rette delle mense, le rette, perdonatemi, le rette della refezione scolastica, e questo che possono arrivare anche a 700 euro l'anno. Quindi ritenevamo che questa cifra potesse essere impiegata anche per affrontare altre necessità. Ci sono cittadini che non riescono a pagarle, quindi comuni che devono attivarsi con recupero crediti improbabili, e voglio porre l'attenzione anche sull'aspetto che il pasto della mensa costituisce per alcuni bambini forse l'unico pasto sano della giornata, e quindi ritenevamo che si potesse appunto intervenire come ulteriore sostegno alle nostre famiglie e ai nostri bambini. Allora, questa scelta non è stata accolta ed è una delle tante considerazioni che ci hanno poi portati ad esprimere voto contrario, al di là delle proposte che io ho precisato, ho anche ringraziato la maggioranza proprio per l'apertura, che sono state accolte. Sentiamo ora chi ci sta chiamando. Buongiorno. Buongiorno, Giuseppe qui. Grazie anche per l'attesa, l'ho fatta attendere qualche minuto, ma volevamo terminare il confronto sulla manovra. Lei ci sta chiamando in merito a queste risorse, come sono state destinate, o per altre riflessioni? In generale ho ascoltato il vostro commento, il vostro dibattito qui sul discorso del caro affitti, no? È chiaro che se c'è una richiesta e la possibilità, il prodotto è poco, evidentemente se qualsiasi dei due vostri rappresentanti, i vostri ospiti avesse 3 appartamenti e i 3 appartamenti possono affittarli a 500 l'uno piuttosto che a 1000, oppure a 1000 l'uno piuttosto che a 500, io penso che sia normale che li affittano al prezzo più alto. Il discorso qual è? Quanti di questi affitti sono fatti in nero? Perché se io affitto degli appartamenti a 1000 euro, dichiaro e pago le tasse, non faccio altro che contribuire ad un'economia democratica, occidentale, capitalista, che è per il dare e avere, che è proprio per la domanda e l'offerta, per il profitto. Se no cosa faccio? Vado in Corea del Nord, vivo con un sistema totalitario, o vado in Russia degli anni passati, o in un paese comunista, e lì mi danno la casa gratis. Però devo vivere sotto un totalitarismo, per cui poi si aprono tanti temi, la scuola, gli immigranti, la disponibilità di case degli alloggi sociali, di alloggi diciamo così per le case insomma di
popolari e così via. Cioè è inutile continuare a discutere su aspetti che sono comunque fondamentali e radice del sistema dove viviamo. Cioè è inutile fare i comunisti in un paese che non è comunista, che ha una sua progressività, che comunque deve tenere presente una realtà economica attuale. È certo che se mi fai il 4%, cioè se mi aumenti del 4% il costo del denaro, a questo punto mi sembra una cosa assurda. Però qui dobbiamo puntare il dito contro la Lagarde, che fa una politica di carattere, diciamo così, copiamo, no? Nel senso, se gli americani abbassano i tassi li abbassa anche lei. Ci vuole investimento pubblico piuttosto che pensare, e qui apro una parentesi, al ZTL, a fare le aree, diciamo così, dei parcheggi eccetera, cambiare il mercato e portarlo davanti a Piazza Duomo, piuttosto che pensiamo ad un'economia, ad una politica che sviluppi le case popolari piuttosto che. E per quanto riguarda il discorso del caro prezzi, è ovvio che a Lignano o a Grado, se io non mi posso permettere un appartamento, lo affitto ed evidentemente affittandolo mi caricano più costo di affitto possibile. Per cui il discorso è molto semplice: cerchiamo di tenere i piedi per terra e dire questa è una realtà di carattere capitalista dove c'è la domanda e l'offerta, ed evidentemente seguiamo questa politica, perché il socialismo piuttosto non esiste il socialismo, cerchiamo sempre di portarlo avanti, ma non esiste, cioè ormai è finita, una cosa anacronistica, la gente pensa ai soldi, pensa ad andare in vacanza, pensa a divertirsi, pensa a fare i ponti, pensa a fare gli scioperi di venerdì, cosa possono andare a fare gli acquisti, cioè pensiamoci chiaro e tondo, il denaro è quello che determina la realtà di questo paese. La Cina ci dimostra che quando fanno le macchine a $40.000, a €40.000 a macchina elettrica piuttosto che a 80, sappiamo che cosa affrontare. Cioè la Cina ha fatto una rivoluzione prima civile, poi una rivoluzione agricola, poi una rivoluzione agricola industriale e poi una rivoluzione industriale. In Cina si faceva così, la mattina a scuola e il pomeriggio in officina, e oggi vediamo chi è alla testa del sistema. Arrivederci. La ringraziamo buongiorno. per averci contattato, aver condiviso le sue riflessioni con noi. Abbiamo ancora pochi minuti, a questo punto vi trattengo ancora un po'. Consigliere, riparto da lei. Consigliera Buna, dunque, ha fatto presente delle criticità legate al sistema, anche per esempio il problema degli affitti in nero, della disponibilità di alloggi. Da dove ripartire, consigliera Buna? Cosa se la sente di dire al nostro telespettatore? Il telespettatore ha fatto una disamina completa che condivido chiaramente, perché siamo in un sistema dove appunto c'è la domanda e l'offerta, e questo fa scatenare anche questi aumenti. Vuol dire che comunque il sistema è in movimento, si muove, c'è richiesta, c'è vivacità sul territorio. L'amministrazione regionale, ripeto, mette in atto delle politiche che permettano alle persone, alle famiglie con difficoltà di ottenere diversi tipi di contribuzione. Teniamo conto che, come diceva la consigliera Capozzi riguardo alle mense, non è solo l'amministrazione regionale che abbatte il costo della mensa, ma se una famiglia è in difficoltà viene presa in carico dal sistema sociale dei comuni. Quindi noi mettiamo dei fondi, che sono i fondi FAP, a disposizione dei comuni, i quali intercettano queste famiglie e attraverso a questo sistema hanno anche l'abbattimento della retta, quindi non una retta a tutti, cioè un abbattimento completo a tutti, ma chi sostanzialmente ha veramente necessità di avere questi soldini. Quindi il monitoraggio in questo caso viene fatto nei vari comuni. Ecco, non dimentichiamoci poi appunto quelle risorse che l'amministrazione regionale mette a disposizione dei comuni, i quali i comuni provvedono in diverse misure a intervenire nei propri cittadini, perché hanno anche il polso della situazione molto più efficace di quanto può avere la regione, in questo caso mamma regione, e intervenire puntualmente nelle situazioni, perché le segnalazioni arrivano proprio dagli assistenti sociali che fanno parte dell'ambito
che poi le intercettano e cercano anche di risolvere le situazioni, non solo per quanto riguarda le rette, ma per una serie di altri interventi. È chiaro che ci rivolgiamo alle persone che hanno effettivamente bisogno e non a quelle persone che a volte non pagano le rette ma per disinteresse, incuria, e aspettano magari a fine stagione, creando anche gravi danni agli istituti, soprattutto scolastici, perché non avendo un flusso continuo creano questi disagi. Non dobbiamo sempre intervenire così indifferentemente su tutti quanti. Lascio ora, sì, chiaro, lascio ora a lei, consigliera Capozzi, anche l'intervento conclusivo. Vi replica il nostro telespettatore che ha fatto presente delle problematiche significative e importanti. Anche io ritengo che il cittadino che è intervenuto ha fatto una disamina corretta di quella che è la situazione, ma il tema degli affitti è un tema che abbraccia problematiche che andrebbero approfondite. Mi auguro anche che da parte nostra ci sia appunto presto un approfondimento proprio per prendere in mano anche questa situazione in maniera più ampia, perché ci sono salari che non consentono infatti di arrivare alla fine del mese, quindi si assiste al paradosso di lavorare e di essere poveri pur lavorando. Diciamo che le difficoltà dei nostri cittadini sono tante e andrebbe fatta un'analisi attenta anche con i portatori di interesse. Per quanto riguarda il discorso delle mense, è una valutazione abbastanza parziale quella fatta dalla consigliera Buna, anche perché nella nostra valutazione, nella nostra formulazione abbiamo fatto proprio riferimento a dei dati e non tutti i cittadini sono presi in carico dei servizi sociali, non tutti i cittadini hanno situazioni tali da essere presi in carico dai servizi sociali, quindi ci sono anche tanti cittadini che, come dicevo, pur lavorando hanno salari bassi e con quel salario non riescono a far fronte a tutte le spese che loro malgrado si trovano ad affrontare. Tra queste ci sono anche quelle relative alle mense scolastiche. È chiaro che si traduce in un aiuto ulteriore ed è una scelta politica dargli seguito, ecco. Perfetto, vi lascio ora proseguire con i vostri impegni. Grazie per essere rimaste finora a disposizione per questo confronto. Grazie a Maria Rosaria Capozzi del Movimento 5 Stelle, consigliere regionale, appunto, e grazie anche alla consigliera regionale Lucia Buna della Lega per essere state qui con noi. Buon lavoro a entrambe, buona giornata.